Ha afferrato il coltello da cucina e l'ha colpita alle spalle mentre stavano discutendo all'interno del loro appartamento in via Beato Cafasso nel quartiere Arcella di Padova. Non voleva che la loro storia d'amore finisse, un amore malato, ossessivo per Stefano Fattorelli, 51enne, finito in carcere ancora una volta per aver usato violenza nei confronti di una donna, una cinquantenne infermiera padovana con cui stava divorziando. Non è la prima volta che l'uomo è coinvolto in un fatto di sangue, è pluripregiudicato per omicidio e stalking. Nel 1999 a Grezzana, nel veronese, Fattorelli uccise con 33 coltellate l'ex compagna dell'epoca, Vilma Marchi. Per questo omicidio era stato condannato a 12 anni di carcere, ma ne aveva scontati 6. Poi era stato condannato per stalking nel 2011 per aver minacciato e perseguitato una psicologa 54enne conosciuta mentre era in carcere con cui aveva iniziato una relazione. Fattorelli era tornato così nuovamente in cella. Una volta uscito di prigione aveva iniziato una nuova vita e poi aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie e che ieri, in preda alla rabbia, ha accoltellato alle spalle durante l'ennesima discussione. Il tentato omicidio è avvenuto nell'appartamento che avevano condiviso per un po' di tempo all'Arcella, un rapporto che era finito, lo testimoniano anche i messaggi che l'uomo scriveva su Facebook lo scorso 20 aprile. Ieri la donna era andata lì per chiarire, conosceva il passato del suo ex, ma non pensava che potesse nuovamente arrivare a tanto. Colpita alle spalle, ha iniziato a urlare disperata. Le sue grida hanno allarmato i vicini che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati in via Cafasso, i militari hanno trovato la donna riversa a terra e ferita. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Stefano Fattorelli ha tentato la fuga in strada, ma è stato bloccato e portato in caserma, poi arrestato ancora una volta.